nuova puntata di Piazza Mercato e abbiamo un bel pezzo di storia della canzone napoletana, secondo posto al Festival della Canzone di Napoli e Nuove Tendenze di Canale 21 1981. E con noi il grande maestro Enzo Dauria. Sei molto gentile, elargisci vocaboli, parole proprio. Vabbè, ti ringrazio, sei gentile. Hai fatto la buonazione quotidiana stamattina? Io adesso ne faccio diverso. Ecco, allora, perciò volevo dire. Ma questa sicuramente non è una buonazione, perché questa si come dire, prende spunto da quella che è stata la sua carriera, perché io chiaramente di indole sono un po' scugnizzo, mi è rimasto perché sono di quartieri spagnoli, quindi tu sai, conosci i modi di quartieri spagnoli molti anni fa, come agivano quando si aprivano le finestre, non è una battuta, era vero. No, allora tu ora le finestre dicono buongiorno, e invece noi Oli! No, e quindi essendo scugnizzo mi è rimasto dentro quella scugnizzeria spontanea, no? Che quando ho iniziato pure a cantare da piccolo prendevo la mazza della scopa, detta così in italiano, e facevo il mio recital per fare i soldini, 10, 20, 30 lire per comprare da Fiorenzano, noto, ci sta ancora, scusa la pubblicità, i panzarotti, le zeppolelle, i fiori di zucchine, tutto quanto qui, un po' di trippa. Questo, ma io allora innanzitutto che vuoi sapere di la storia, cioè proprio la storia, come nasce Enzo Dauria, io sono nato, come gli viene questa passione per il canto, di essere breve, perché ringraziando Dio insomma abbiamo fatto parecchie tappe e sono anche emozionato perché è parecchio che non faccio parecchio nel breve per dire di cose importanti come la tua trasmissione, come altre cose, no, è la realtà, perché altrimenti non ci sarei venuto. L'archivio storico di Canale 21 bravo, e non potevamo esimerci dal non... Ti ringrazio, hai detto tutto, io perciò approfitto per dire che non faccio tante televisioni o tutte le televisioni o le emittenti private, ci sono quelle che sono in grado, che mi soddisfano perché è un fatto personale mio, perché io ho guadagnato un punto, 2 punti, se faccio qualcosa che non va perdo pure quei 2 punti, già è passato tanto tempo, mi metto a fare qualcosa che lede l'immagine che mi sono conquistato in tanti anni, allora meglio di no. E poi ti ho portato il paragone dell'escort giù, vabbè, lasciamo. Allora io ho iniziato facevo il ragazzino di macellaio al corso Vittorio Emanuele e lì vabbè sono tanti aneddoti di quando fai il ragazzino devi portare roba per via Petrarca, via Manzoni con gli ascensori, mettevamo il filo della lenza per pescare con il gettone vicino per la cassetta che prendeva il gettone, appena scappava ce la tiravamo, la signora mi dava 10 lire, io gliela buttavo sotto la porta perché alla fine mi volle bene e mi dava ogni volta che ci andavo una colazione, roba in pacchetti con mangiare dentro, con dolci. Mi volle bene perché forse capì, io anche perché c'ho Salvatore sopra, il figlio del grande, che ogni tanto mi segue, mi dà una mano, mi aiuta. Quello speriamo segua un po' anche a voi, perché altrimenti sarei già finito da tanto tempo. Vabbè, non è il momento questo per dire certe cose. Quindi da lì, mentre facevo il macellaio ragazzino, venne un cliente, Rino Giorgio. Io lo porto nel cuore perché è come se fosse stato il mio secondo padre, avendolo perso da piccolo. Venne a comprare la lei è rimasto orfano di padre da piccolo. Sì. E quindi mentre stavo pulendo l'ottone col Sidon, che me lo ricorda ancora e mi è rimasto impresso, io cantavo, mi senti cantare, io lo chiamai da quel momento l'artigiano dei cantanti. Il figlio Ciro Giorgio è un bravo artista, cantante, sì, come no, che va in America, a volte ci incontriamo pure. Comunque lui mi disse vuoi fare qualcosa, vieni a provare. E vabbè, il masto mio, il datore di lavoro disse perché non ci vai, prova. E andammo al teatro che sta a Forcella, al Trianon. Sì. E all'epoca c'era il primo concorso che ho fatto con lui, Franco Ricci, Maria Paris, Alberto Amato, insomma, nomi storici Di Capri che doveva venire, comunque Sergio Bruni.
tutti dietro di me. Io poi non davo importanza perché, sai, non mi prese il brivido, ma mi pigliava proprio paura. Tanto perché mi vestia alla meglio e ci fu una gran battuta di uno spettatore che, vabbè, lasciamo perdere, che io non stavo vestito a modo. Per correre a fare questa cosa, risultai, eravamo una ventina di noi, quinto, sesto, però loro non mi apprezzarono per la voce, per il mio modo brioso di cantare, eccetera. Io cantai là, poi cantai pure una serie match, la seconda parte la feci per primo e poi per secondo. Insomma, l'emozione mi colse. Finita questa cosa qui, lui poi mi portò come si chiama, alla sede dei ferrovieri a Fuorigrotta, e lì ho vinto il mio primo premio. Non l'ho portata la foto, ma vabbè, eccolo. Sì, mi pare che ci sta. Eccolo qua, vedi? Ho portato un po' di foto. Anni 60, quando? Sì, penso, sta scritto dietro, no? Anno 60. Vincitore del primo premio concorso voci nuove, Enzo Dauria. Sì. E l'anno non c'è, ma queste sono proprio quelle classiche foto dei nostri genitori di matrimonio. Sì, proprio sì. Bianco, nero. Poi la posa, no? L'atteggiamento, stupendo. La posa proprio fatta proprio. È stupenda. Comunque, e da qui poi iniziai ebbi la fortuna di praticare l'ambiente, lavoravo moltissimo, ringraziando Dio perché io sono uno che mi piace, leggo molto, mi piace leggere, aggiornarmi, la curiosità mi è padrona. Allora, quando lavoro dal vivo, c'ho un canovaccio, perché è ovvio, tra il classico, il napoletano, l'italiano, che io mi invento delle cose da fare pure, non solo cantare. Però se sono arrivato fino adesso che il pubblico mi vuole ancora bene, mi stima, è segno che ho lasciato le tracce che sono state buone, che è quello che faccio. Che c'era qualche organizzatore che diceva fai presto, ci sono molti cantanti, io però devo fare anche il minimo, quello che sentivo io, e difatti mi hanno dato ragione. Andai subito con Mario Abate in America, Toronto, Canada, Quebec, e quindi da lì poi andavamo a New York, perché c'è il ponte vicino alla cascata del Niagara. E quindi lasciò il lavoro che facevi? Sì, no, agli inizi non tanto, perché facevo metà giornata della mattina il macellaio, e poi quando era l'orario, 2 alle 3 per andare nei matrimoni, nelle feste così di famiglia, eccetera. Ma quando ha capito proprio che c'è stato un momento in cui che decise sì, che voleva fare il cantante? Allora io non ero ancora convinto, ma lo feci perché avevo 3 figli. Quando ho fatto il mio primo disco con la Phonotype Record, attraverso Mimmo Cannone, il produttore che mi ha preso da un palco di festa di piazza, ha detto tu vieni qua, adesso facciamo questo, grazie a un presentatore, come si chiama? Ciro, vabbè, poi mi viene il cognome. E da lì io ho fatto 12 pezzi che stavo senza voce. Nino Fiore, Maestro Felice Genta, Toniglio, accorpati, tutti quanti messi insieme, io stavo senza voce, mi dissero di mangiare, bere succo di mele, cioè, no, comunque mi uscì quella voce e riuscì bene. Non so, mi pare 20.000 o 30.000 copie all'epoca vendute di Napoletine Femmine, Galera da braccio a te, Buona Fortuna. E poi io dietro che io mi dissi, allora tu puoi fare questa cosa qui. Mi resi conto, ma non totalmente, perché ebbi la fortuna poi di incontrare, mentre lavoravo, un amico che faceva l'organizzatore e curava Giusy, sì. E poi facevamo il disco con la fonite eccetera, tutti e due, col maestro grande Furio Rendine. Furio Rendine si conosce? Sì, come Vincenzo Russo, Luna Rossa, no? La Panzetta è piaciuto, Cicci Piazza dei Martiri, Urria, Bella, Masciata di Gelosia, tutte queste cose qui. Io ebbi l'onore che lui mi prese e mi disse ma hai fatto qualcosa che non mio? Hai fatto qualcosa di mio? Ma io nel repertorio c'ho Urria, Bella, tutto quanto, palazzesco. Fammi sentire un poco. Lui parlava napoletano quando aveva un napoletano al cospetto perché era un laureato, a parte poi i titoli musicali che aveva. E io gli cantai Urria, gli cantai Bella, a lui piacque molto, qual era l'altra? Malinconica Autunno. Gliela cantai, non c'è male vicino alla moglie, signora Anna. Ci va bene, vai, vediamo. Allora tu stai un mese con me, ti sequestro. E veramente sono stato un mese lì dove ho imparato veramente, ecco quando ho capito tutto quanto, a fare l'artista, il professionista vero. Perché io studiai con Campanino, Mino Campanino. Quindi c'è sempre anche... È proprio vero che la vita di un uomo la cambia comunque. Però devi cogliere l'occasione. Sì. Io l'ho colta, però me l'ha frenata un po' il fatto che avevo già 3 figli.
Però quello che sono riuscito a fare, mi guardo intorno, vedo quello che succede, quello che ho fatto, quello che ancora tuttora qualcuno come te, come altri che stanno a un certo livello artistico e di imprenditoria teatrale, musicale, dico allora vabbè, allora ho fatto qualcosa di carino, insomma, che è rimasto. Lasciare un punto, una virgola, qualche cosa di quello che hai fatto è sempre piacevole. Lì mi sono reso conto che dovevo fare il professionista perché io cantai in un altro modo. Mi permetto di dire che non è tanto il fatto di lasciare il punto o comunque la virgola, è il fatto di portare anche a conoscenza dei giovani che esiste una cultura musicale napoletana Che è stata, e che è un po' offuscata e sarà ancora sperando che i giovani di oggi abbiano, mi permetto sì, ma lo capiranno. Sì, lo capiranno, prima o poi a spese loro, perché parecchi anche all'epoca si mettevano in mezzo e volevano cantare, poi scomparivano man mano perché avevano famiglia, o avevano altri problemi o perché non potevano. Certo. Poi c'era molta onestà da parte di chi trattava, masticava musica, viveva di musica, perché si pigliava quello che veniva dal paese, che voleva cantare, gli faceva lo spartito, lo faceva provare qualche sera, poi però per forza di cose, perché l'istinto di onestà che c'era allora non ti portava a sfruttare l'elemento che è venuto, non sa cantare tu, giù ma a suppongo fare. anche la professionalità, Bravo. perché chiaramente Beh, insomma, ma l'onestà secondo me è alla base di ognuno di noi, no? I valori sono certo, sembrano assolutamente. diversi, ma sono uguali, perché poi quello che hai dentro di riflesso Prima ti fa o poi cambiare, certo. ti fa cambiare opinione se serve per fare una cosa, se solo la pensi, Sono cattiva. d'accordo, sono E d'accordo. quindi da lì ho capito, perché poi quando ho fatto il disco mi ha tenuto per Napoli Voce Mamma. Tu se senti Napoli Voce Mamma, sì, ma se la mano in onda, senti il finale che dura 32 secondi, mai avuto un finale così. Ma noi la manderemo in onda. No, sto dicendo per dire tecnicamente cosa acquistai io, cosa ebbi dalle mani e dalla mente, dalla bravura di un mostro come lui. Venne Vincenzo De Crescenzo, figurati, io stavo rimanendo perché, Luna Rossa Certo. e tanti altri che adesso mi sfuggono, ma tu vai sotto uno che ti sta insegnando e te lo conservi, È ovvio. te lo è conservi. ovvio, è E io mi commuovo. diciamo è quel tassello che è mancante. Mi commuovo perché poi mi ad un affezionai, vero artista. scusami, Sì, mi prego. affezionai a lui perché non avendo papà, e lui un mese lì a casa sua c'era tutto, vivevi, mangiavi, bevevi, stavi lì, mi trattò proprio da figlio, da tenere lì, come sai un allenatore dice tu fai 100 volte un giro campo perché non mantieni 90 minuti. Quando io feci quel finale, Napoli dura 31 minuti e rotti, senza tentennamenti, senza niente, perché venne il pianista Piranesi, forte della batteria, l'altro che dirigeva che stava con Mina, ma sembra incredibile, guardi, io sto dando delle notizie pazzesche, Canfora, Bruno Canfora, e poi la Fonit Citra, senza Certo. offesa alla Phonotype. E quindi lì io ho corso la situazione a volo e ho detto dici, cavolo, te l'hai regolata, ti uscita. Difatti ho tolto qualcosa ai miei figli. E mi dispiace, però non sarebbero cresciuti come volevo io. Vabbè, Sarebbero però cresciuti diversamente, perché sai, il benessere ti porta, no? hanno un padre che sicuramente è da ammirare. insomma. Però io non ho lasciato, come dire, tracce di non paternità a livello di affetti, a livello di sentimenti, eccetera. Tuttora io lo vedo, è alto 1,90 m e io mi arrampico per abbracciarlo e per piangerci su magari per contentezza. E allora questo fatto qui mi frenò un po', perché poi stato a Parigi, sono stato in Australia, a Sydney, Melbourne, America 3-4 volte, eccetera. Però avrei dovuto fare 100 volte America, 1000 volte Australia, 10.000 volte la Germania, l'ho fatta 2 o 3 volte. Insomma, ho fatto delle cose. Poi mi rassereno perché vado a vedere quello che ho fatto e sai, istintivamente ti porta, ragionevolmente ti porta un po', quando ti sei calmato con l'emotività, a capire cosa hai fatto. Perciò ho Assolutamente detto sì. giù che io non voglio fare troppo come un escort, chiedo scusa, no, che fa tanto. Voglio fare quel poco che resta, di chi si ricorda di me,
che nasce l'occasione per poter fare qualche cosa di buono, io metto ancora qualche punto, perché i miei non li voglio toccare. Voglio che rimangano così, che difatti i miei... È il sapersi dosare, no? Sì. Quindi ed è profondamente anche un rispetto per se stesso. Per se stesso quello che hai fatto è chi è stato intorno a te, ti ha insegnato certe cose. Poi ho fatto il secondo volume, Poesia e Sentimento, con Phonotype di Nu. Poi feci un altro disco, non ne ho fatti molti, 5, però hanno reso tutti e 5 chi me li ha prodotto, insomma, perché poi sono ruffiano nel mestiere, mi rubo molte cose, ho rubato da parecchi di loro quando ero più piccolo, stavano in mezzo a me, tutti quelli che ti ho citato. Io facevo lo scugnizzo, senza soldi offrivo caffè ai più grandi, non avevo soldi. Mia moglie giovane sposata con me, facevo impaurita, tremava perché diceva, tu sei... Una volta, non si dice 2 o 3 volte, se no quello dice sì. Maestro, e poi da lì arriviamo al canale 21. 80. Marichiarella, mi son ubriacato cuore d'acqua e mare. Mi son ubriacato cuore d'acqua e mare. Per te, nanza sto mano. E lì io 1980, vabbè, ma lei già prima, sì, no? Era stato su. Sì, a fare così per caso, quelli fate bene fratelli. Il grande Saluto Gigi, Edo e Gigi. Edo che mi sfottevano sempre. Ma da cantare chi fallo cantare, non lo mancillare, non sa chi, so cantare purissimo. Due grandi, sì, Edo e Gigi. Ma loro nella vita normale, nella vita privata, tutto, erano proprio 2 attori. Sì. Cioè loro interpretavano la loro parte che erano se stessi, non so se riesco a spiegare. Sì, ma Gigi anche Edo erano... Gira si doveva distinguere perché il personaggio che era vicino a Edo, lui era uno scugnizzo, lui era il più signore. Certo. Difatti aveva preso un po' questa patina di differenza, chiamiamola così, da Edo. Sì. Che poi ogni tanto quando si sbragava e si innervosivano, perché poi a parte ci capita, no? Lo riempiva di situazioni che meglio non dire. Ma perché noi napoletani non riusciamo mai a valorizzare i nostri attori, i nostri cantanti? Ma sempre no, guarda. Perché succede questo? Perché uno deve andare sempre fuori e poi da fuori... Perché? Perché secondo me non c'è abnegazione, non c'è amore proprio di quello che sei e di dare, perché tu devi dare anche, innanzitutto certo. Devi dare. L'altruismo deve essere innato in te, se no è come la carità umana. Se non ce l'hai la carità umana non farai mai, non metterai mai nemmeno lo 0,1000% per aiutare qualcuno. Come fai una carità, ti metti 2 euro in tasca, di 10 centesimi, tu hai accontentato 20 persone. Dice, ma tu ci dai euro, ci dai uno solo che si accatta amarello, e chi l'altro dice no, come fai? Certo. Cioè, voglio dire, matematicamente, insomma, fai la buonazione, la puoi dare ora a uno e dici, vabbè, l'ha già fatto. Ma quello mi sembra più egoistica. E quindi quando tu puoi dare, chi conosce questa cosa, è come tu, a parte Enzo Daurio, puoi chiamare anche uno che non è Enzo Dauria, un giovane che ne senti la voce, ti appassiona, vai in un locale, in qualche parte, e senti quello che fa il piano bar, mai sentito? Mamma mia, che resto voglio? Tu vi avvicini, sì, gli chiedi il certo. numero di telefono, come minimo. E poi vedi come puoi sviluppare una cosa e portartela con te. Penso di sì. È successo pure a me. Certo. È successo, succederà pure a te. Quindi se uno ha la predisposizione, la volontà e l'atto, come si dice, umanitario, perché anche è un atto umanitario. Tu pensi a uno che sta là con gli strumenti e tutto quanto per 50 euro a sera, fa finta di suonare perché ha messo il computer e tutto quanto, ma si deve arrangiare perché magari è studente e deve pagarsi gli studi. Certo. Allora se si parte da questa positività, tu vedi che le tue braccia si apriranno a prendere tante persone dopo aver fatto una scelta, dopo averlo sentito cantare. Quindi parecchi poi si lasciano andare e si perdono, perché io ho visto ragazzi che avevano una voce bellissima e tecnicamente pure validi, che poi dopo anni e anni e anni hanno lasciato, vi si è imbarcato, vi si è andato. Quindi a volte sono anche, non lo so, dicono che esiste Arriva anche la stanchezza. La stanchezza mentale, psicofisica proprio, al di là magari se hai famiglia o no.
perché chi si è imbarcato, chi ha cambiato mestiere, poi ti rivede dopo tanti anni, beato te, meno male, mi fa piacere perché tu. Io invece parlo di loro quando mi incontro. Vogliamo parlare un poco del festival? Sì, io lì non ti parlo l'emozione, mamma mia, figurati, Corriere della Sera, Radio Corriere TV, Mattino, poi io a vedermi tutti quei giornali con i titoli sopra, eccetera, eccetera. E ti devo dire, ringrazio Dio perché mi ha sempre aiutato. Io non è che faccio buone azioni per chi conosco lui, come lo conosci tu, è perché sono istintivo così, sono nato così, come tutti quanti voi, che lo siete. Lui mi diede l'opportunità a Rendine di partecipare al festival e pregavamo di trovare gente che era cosciente nell'organizzazione. Lui avvicinò Tortora, parlò con Vittorio e il Vittorio padre, Torino. Vittorio Torino e ancora con il papà di Paolo, Andrea Torino, che mi volevano bene da matti, mi chiamavano uno scugnizzo, perché poi quando mi chiamavano, sai, sono stato sempre rispettosissimo. L'ingegnere Vittorio da Sorrento mi ha fatto fare tutte le zone di Sorrento, creava delle occasioni col comune di Sorrento, che sai, Sorrento e Torino, certo. Torino e Sorrento, e mi faceva fare serate, io facevo, ma io ti devo pagare a te, mi devi dire che ti devo dare, io non voglio dire la cifra, facevo, non la voglio dire, se mi volete dare qualcosa me ne date, e mi dava sempre qualcosa più di quello che chiedevo io, che forse lui sapeva, però io non mi sono, ecco, era una forma di rispetto verso la famiglia Torino, a cui io tengo tanto, come Paolo, che senza offesa è molto signorile, è uno rispetto. Quindi da lì io venni a fare la serata, facevamo le prove tutto quanto, eccetera, eccetera, mi squadrai un po' tutta la situazione, squadrai, detto in italiano, quindi perché quando faccio qualche spettacolo, faccio ancora, mi vado a vedere un po' prima, per vedere chi sono i rivali. Certo. E quindi è mestiere. Certo, sì. E quindi è come se ti rinforzassi, quando uno ha successo mi fa piacere, dico sì, bravo, però poi sto pensando che devo fare il doppio di te. E mi dissero, guarda, sei stato premiato, vai sopra, non mi dissero il secondo, se vai sul palco, e tutti quanti questi qua a prendermi, avevamo ammazzate, si sai, gli schiaffi sulla testa così a scherzare. E io entrai in scena, come entrai in scena, vidi il pubblico in piedi, tutto quanto che stavano annunciando. E io ebbi un applauso lunghissimo, lo ricordo proprio, lo tengo conservato. E questo è quello che noi vogliamo, il pubblico di Edoardo, ma l'emozione, sapere. Chiedo scusa a tutti quanti, ma sono preso dalle emozioni anche, perché queste ti fanno stare bene, sì, però poi ti annientano un po' il cervello, te lo rallentano. L'emozione è immensa, dal primo momento che è venuto Gennaro Giorgio, Rino Giorgio in macelleria a dire tu vieni a cantare, prova, lì incomincio a battere il cuore a 1000, perché era una professione che io aspiravo, cantavo sempre, fino a quando poi sono stato al festival. È stato anche dopo, quando sono andato in America, io sono sempre emozionato, l'emozione mi prende sempre, però fortunatamente la combatto con la voglia di dimostrare quello che tu hai imparato in tanti anni. Certo. Con gli autori non sono molto tenero, avrò sbagliato sicuramente qualcosa nello scegliere i pezzi, le canzoni, però parecchi mi hanno dato ragione. Sì, ma qualche aneddoto che le è rimasto in particolare? Sì, che sono rimasto sull'autostrada senza... Ah, è bello, raccontiamo. Come è bello. Questo. Ho sudato le 14 camicie perché... Io speravo mi vedesse, difatti qualcuno è andata disse, bene, perché ci siamo sei? Qua e iniziamo Io a alzavo parlare. gli occhi ogni tanto e dissi dammi una mano tu, ne parlo con padre del dire quello che ha fa, detto in italiano corretto. Che è successo? Infatti mi arrivò una macchina, non di così ma che era successo? Che si fuse il motore. Ah, lei stava Non mi dove settevo stava la andando? benzina. Stavo tra, mancavano quasi 50 km da Roma. Diciamo stavo tra, che ti posso dire, quanto dista? Monteporzio Cadore. Monteporzio Cadore, bravo, Monteporzio che non avevo fatto pure delle feste. E quindi lì disse, vabbè, ma ci penso l'occasione che avevo quando vendo il dottore, il fratello di come si chiama? Oh Madonna Santa, vabbè. Allora, lì rimasi lì e cercavo di, feci raffreddare tutto quanto. Mi arrivò sta macchina che è mezza scancherata, arrivò, quando meno te l'aspetti, sai, gli angeli, io credo negli angeli. Si fermò e disse, come posso aiutarla? Si mi dovrebbe prestare la sua macchina.
però simile alla sua, Perché se era fermata la macchina e praticamente stava in la autostrada, spingiamo sì. un po' sul lato destro dove c'è un po' di, sai, c'è sosta, Sì. la mettiamo lì con un biglietto sopra, poi quello che succede, e fui anche fortunato allora. Comunque, mi piglia la macchina, poi andiamo Anche a Roma. perché la Napoli-Roma dell'epoca era 2 corsie, non era quella di Bravo. oggi. quindi- Al che per andando, facendo questa cosa, lui mi portò fin sotto gli studi di Via Teulada. E lì facemmo con... E poi l'hai rivisto più questo signore? No. No, cercai di lasciare il numero di telefono, non mi ha chiamato e non l'ho visto più. Vabbè, E quindi, allora era- sa, io perciò ho detto, doveva un essere angelo. effettivamente un angelo Un angelo, motorizzato. perché tu non è che è venuto un boli di una macchina, sai, grossa, dice vabbè, mo ripariamo. Ehi, venite subito qua, no, 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 semplice. Una macchina agli ugli, diceva mio cugino che stava con me. È una macchina agli ugli, una macchina che non è, insomma, Certo. all'altezza. Comunque, arrivai a fare questa cosa io sabato, arrivai in ritardo, la registrammo e loro la mandarono in onda con il fratello di Lippi, Adolfo Lippi, che poi non c'è più. Adolfo Lippi, il fratello di Claudio Lippi. Poi abbiamo fatto con Gianni Minacci lo conquistai con una pastiera, lui era goloso. E qualche ricordo in Che cazzo mi particolare proprio professionale di qualche serata? In America ho cantato, sono venuti Sammy Davis, Sinatra, Di Martin. Caspita. Ma no, lo sto dicendo, ma sembra strano. No, ma io Io ho le credo, foto, ma mi perché devi credere che io ho le foto, come le copie delle trasmissioni Sammy che ho Davis fatto. era, E vabbè, Sinatra, Sinatra, ma lì volava champagne come tu quando porti l'acqua minerale per tavola. Caspita. Come se niente fosse, ci io credo. compaesano, Di Martini che parlava Di Martin, tutti vabbè, italo-americani, certo, Sammy Davis certo. aveva bisnonni, trisnonni, però poi era diventato americano vero e proprio. Sì. Ma Sinatra e Di Martin, Sì, lì Sinatra e Di Martin. dicevano Di Martin. Sì, Sinatra voleva, faceva scemotto, no? Con qualche parola che conosceva, si manteneva a parlare napoletano, invece Di Martin no, No, quello era proprio italiano, sì. Ti poi un micello. Era proprio italiano. Insomma, tempi passati che comunque io ho avuto l'onore di, se avessi tutto il materiale che ho fatto, la gente rimarrebbe con la bocca aperta, te lo giuro. E che cosa successe in quella serata? E lì niente, cantavo tutti particolare? quanti, io ho cantato Torna a sorridere, Torno, Purrio, Coro in grado, solo mio. E lui poi mi disse, perché tu... Che peccato che all'epoca non c'erano i telefonini. tu che peccato la devi ascoltare nel CD, è una canzone meravigliosa. Comunque io cantai con lui e lui disse, ma perché tu o Sole Mio non la fai Sammy Davis è lui, perché non la fai a jazz oppure la fai a slow? E io da allora cantavo e canto, faccio O Sole Mio un po' a discoteca, poi scherzo con il pubblico, faccio, no, mi sfotto io stesso e poi gioco con le corde vocali, con la tonalità, faccio finta di salire, poi scendo comunque. E lui disse, falla così, guarda che quella è O Sole Mio può diventare una serenata la più bella, perché che lei è una serenata. Tu stai facendo un omaggio a una donna che vuoi bene, ti è piaciuta, che bella cosa, una tesoro. Un'aria serena, roppa una tempesta. Ma tu non ci devi far capire roppa una tempesta, è con amore, roppa una tempesta. E tu, quando la canti? E io la canto, che bella cosa. E poi fai tutta una recitazione che porti. Che bella cosa, una tesoro. Carea sereno, roppa una tempesta. Certo. Che stare fresca, insomma. E tu quando la canti fai la serenata alla sposa. E devo venire di Dio proprio. È bello perché lei anche quando parla canta. Sì. Non- Sono stato contagiato, ho la pelle che faccio questo mestiere. Non amo esibirmi, ho detto sempre che una volta pensai, lo dissi anche a Mario Merola, a Mario, sei testimone. Dissi Mario, lui parlava sempre di questo, ma tu meriti di più. Mario, ma basta che le tenga, non sai chi nel corpo che ci pensa, per te, per me e tutto quanto. Sì, ma merita, ma manna, sì, no. C'è che mi ho conquistato, non dovrò occupare. O sono il fare come che di là, io dissi dovrei fare come quelli lì, che sono gli uomini sandwich in America, sai, passeggiano sui marciapiedi e hanno a destra, davanti e dietro, dei cartelloni con scritto per chi lavorano e ti invitano ad entrare. Chiedo scusa. Prego. E dissi all'epoca, Mario, se io e te ci mettessimo dei cartelli, perché non facciamo una cosa a mano? Perché c'erano organizzatori che erano invidiosi, organizzatori che noi chiamavano per antipatia e altri che erano simpatici che chiamavano all'altro. Vabbè, ma prima o poi andavamo in casa e succedeva. Al che se ci mettessimo due cartelli con scritto quelle che hai fatto tu, annanzi a lei, e quelle che ci fatti il tipo vedere ovviamente all'epoca, era fatto quasi niente,
Però che sono? La gente leggerebbe senza tanta bruglia che ci stanno a camminare. Chi lenzo, guarda, chi le mani merda. Capito? 4 anni amore. Vabbè, comunque la storia alla fine è sempre la stessa. È sempre la stessa. Non è che Però purtroppo- la devi rispettare la storia, però la devi Sono- rispettarla creando delle cose che possano diventare certo. storia. Se no è storia fasulla. E anche perché poi io lo dico sempre, noi siamo le nostre storie, cioè Sì. noi è quello che abbiamo fatto nella nostra vita che poi alla fine conta. Stando in America con Mario Abate, mia moglie mi mandò la foto di mia figlia piangendo, furba, ce lo faccio perché non tornavo. Con Mario lì in America si lavora tantissimo e si lavora ancora tanto con battesimi, comunioni, tutte queste cose che si fanno uguali a Napoli. Quindi dopo fatto la sceneggiata Tradimento all'Omertà, con lui a Bonanno e Dirino, il figlio, eccetera, Franca Valeri, Lucia Valeri, io ero l'attore più giovane e quindi stavo lì e ero come si dice, il rivale del figlio, che era umanamente. E quindi lui mi insegnò anche a stare in scena, così ho iniziato a fare anche la sceneggiata e tutto quanto. Ho una parvenza come dire, di recitazione fatta con lui in primis. Che ne pensa lei della sceneggiata? La sceneggiata, io penso che quella è stata sempre una commedia della vita di ognuno di noi. La sceneggiata è scena di vita vissuta. Praticamente si dovrebbe fare di nuovo, però voi giornalisti dovreste... Avrebbe detto Verga e verismo. Va. Sì, io degli spettacoli scritti, perché io vario quando faccio dal vivo, dura mezz'ora, un'ora, 3/4, un'ora e mezza, e mi limito lì col canovaccio che abbiamo sempre. Però lo alteriamo ogni tanto perché non puoi, devi diversificare, non puoi fare le stesse cose. E quindi da lì io ho fatto 4 ne sono. Uno si intitola Forovash, che è la mia storia, che sono nato in un basso ai quartieri spagnoli. Poi Nata storia, quando sono diventato qualcuno, ho iniziato. Poi Un uomo qualunque, che ho fatto anche un libro, però devo vedere chi vuole produrlo, chi vuole metterlo in edizione e pubblicarlo. Quindi. Grazie al comune di Portici, al sindaco Vincenzo Cuomo, che è un vecchio amico pure comunque, che è tanta una cara persona, che mi sta pure lui dando una mano per quanto riguarda i miei 40 anni di carriera. E quindi lì io racconterò un po' tutto di me e riveduto. Noi chiaramente lei ci farà sapere e saremo felici di essere Poi sto preparando presenti. un CD con 2 canzoni belle. E quindi adesso siamo al futuro, presente, perché poi ho omesso di dire che comunque collaboro con le associazioni religiose, siano esse dell'Immacolata, della Madonna dell'Arco, eccetera, dove hanno vinto con le mie canzoni, hanno vinto anche dei premi e delle medaglie d'oro quindi insomma, sì. Questo è... L'amico Genoni di Caserta lo saluto perché lui mi ha tempestato di telefonate e dire: io so che tu scrivi bene, scrivi qualcosa. Avevo uno sotto mano, stavo facendo delle cose, gli ho mandato Dio, come si chiama? Perché l'ultima che le ho dato è una Mamma mia carnale, proprio queste cose sono, no? Come i mattini della Madonna dell'Arco, dove esce un po' di sceneggiata sotto, eccetera. Io le devo dare in maniera pubblica i saluti del grande regista Pino Siciliano, che ha detto sì, Pino, un abbraccio dal cuore, perché me l'ha chiesto e quindi sì. Giustamente glieli devo porgere. Maestro, è tradizione di Piazza Mercato
lasciare gli ultimi 2 minuti all'ospite. Mi dai 30 secondi da fare un omaggio a tutte le donne che Ho stanno lì? detto, lasciamo la chiusura a lei, verso la telecamera. Sì. E senza censura, può dire quello che vuole, chiaramente. Allora, insomma. a tutte le gentili donne che stanno lì, per me sono tutte gentili, chi è nato ai quartieri, chi è nato non nei quartieri, chi a Pignasec, chi a Via Petrarca, eccetera. Però un innamorato che vede la donna in genere, di cui è innamorato oppure si è così contagiato, e le dice questo: un riapittavo bene che te voglio con un colore che non si è mai usato. Un coppa una tela, fatto solo in nuvole, e per cornice 4 arcobalene. Poi con un cuore ardente, e con un vaso ardente, la pennessa in coppa a sto cuore innamorato di te. E lo lassasse, per sempre. Quando si bello fuori sto balcone, con solo che che sta faccia, io viento che accarezza sti capelli. Rossa è sta bocca e sta rasata è bella, quando ti incanta Napoli a guardare. Tutta splendore, innanzi a questi occhi di color curvino, ma tu sei nata cosa, tu sei la mattina, sera, giorno, il cielo di stelle, tu sei tutto, che è un cielo che canta la primavera. Tu sei nata cosa, tu sei tu. Noi salutiamo il pubblico di Edoardo. Saluto anch'io con tutto il cuore e che Dio vi dia tanta salute a tutti, che è la cosa più importante. E grazie che mi seguite sempre. E buona serata. Buona serata. Grazie per averci sopportato. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie.